Buonasera da Sicilia 24, le principali notizie. A Messina uccisa con decine di coltellate dall'ex compagno, l'uomo era ai domiciliari per violenze e minacce ma non aveva il braccialetto elettronico ed è evaso. La rabbia del fratello della vittima, femminicidio annunciato. Il super manager della sanità siciliana Salvatore Iacolino è accusato di concorso esterno alla mafia oltre che di corruzione. Sequestrati 90.000 euro in casa, coinvolti pure il dirigente regionale Teresi e il capomafia di Favara Carmelo Vetro. Mafia, sequestrati beni per 11 milioni di euro a Carmelo Salemi, esponente del clan Santa Paola Ercolano, e all'imprenditore Giovanni Fabrizio Papa che lo avrebbe aiutato a riciclare il denaro sporco. A Catania pedopornografia sul web, un uomo arrestato e 3 indagati dalla polizia postale con immagini online creavano giochi con abusi sessuali virtuali su minori. In Sicilia dilaga il lavoro nero e irregolare, i dati INPS rivelano percentuali dell'86% sulle aziende controllate. La speculazione sugli aumenti per le tensioni in Medio Oriente, le denunce della Coldiretti e la preoccupazione dei consumatori. Al mercato salgono i prezzi di frutta e verdura. Calcio, Toscano al momento resta alla guida del Catania. Attenzione puntata al risultato della gara con l'Altamura di domenica. Il match in diretta in chiaro ed esclusiva su Telecolor. Bentrovati, una morte annunciata, così la famiglia di Daniela Zinnanti definisce il femminicidio della donna. Dalle ultime indiscrezioni sarebbe avvenuto lunedì, ma il corpo trovato 24 ore dopo. Tra i due c'era stata una relazione breve e caratterizzata dalla violenza. Sentiamo Francesco Triolo. Una storia breve e tormentata, quella tra Daniela Zinnanti, 50 anni, e Santino Bonfiglio, 67 anni, culminato con il femminicidio della donna, che dalle ultime indiscrezioni investigative sarebbe avvenuto a Messina nella giornata di lunedì. La scoperta invece soltanto dopo 24 ore, quando la figlia Roberta, allarmata da non avere notizie della madre, si è presentata nella sua abitazione di via Lombardia e l'ha trovata in una pozza di sangue. Una scena macabra per la giovane incinta che si è sentita male ed è stata trasportata al vicino ospedale Piemonte. Nel frattempo era scattato l'allarme con l'arrivo della polizia e degli uomini della scientifica che hanno analizzato il luogo, acquisito le immagini di videosorveglianza del palazzo e della zona e sono arrivati ad identificare Santino Bonfiglio, l'ex compagno della donna. Trovato anche il coltello utilizzato dall'uomo in un cassonetto della differenziata proprio vicino all'abitazione. La storia tra i due sarebbe iniziata a maggio scorso, quindi a fine anno la rottura, e lui l'avrebbe picchiata una prima volta. La denuncia era stata ritirata il giorno dopo anche contro il volere della famiglia. A febbraio Bonfiglio, difeso dall'avvocato Oleg Traclò, era tornato ad usare violenza contro la donna. Lei si era fatta medicare all'ospedale Piemonte con 7 costole rotte e in quella circostanza aveva denunciato definitivamente. Quindi erano scattati i domiciliari. Nell'ordinanza firmata dal GIP era previsto l'obbligo del braccialetto elettronico, che però l'uomo non indossava perché non ce n'erano disponibili. Un particolare clamoroso, tanto che la famiglia di lei, alla luce di questo, parla di una morte annunciata. Incidente mortale sulla statale 113 a Cefalù, a perdere la vita un ragazzo di 17 anni che era in sella alla sua moto che si è scontrata con un'automobile. Il super manager della sanità siciliana Salvatore Iacolino è accusato oltre che di corruzione anche di concorso esterno alla mafia. Sono stati sequestrati 90.000 euro che li teneva in casa, coinvolti anche il dirigente regionale Teresi e il capomafia di Favara Carmelo Vetro, e c'è un filone delle indagini che porta anche a Messina. Luca Ciliberti. L'indagine che ha coinvolto il supermanager Salvatore Iacolino, pesantissima l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, parte dalle mazzette pagate da un boss agrigentino, Carmelo Vetro, a un potente dirigente dell'assessorato infrastrutture Giancarlo Teresi, rimasto al suo posto nonostante sia da 6 anni sotto processo per corruzione. L'indagine, che ricostruisce anni di mazzette grazie alle intercettazioni ambientali che hanno ripreso il dirigente a intascare soldi e baciare il boss, restituisce uno spaccato avvilente di certa burocrazia regionale.
Secondo l'accusa, il dirigente regionale Iacolino avrebbe aiutato nella sua attività imprenditoriale il boss Carmelo Vetro, suo compaesano, in cambio di finanziamenti per la campagna elettorale e assunzioni. Il quadro investigativo resta aperto e in evoluzione. La Procura di Palermo sta incrociando diversi elementi raccolti nel filone messinese dell'inchiesta, nel quale sono già emersi episodi di presunta corruzione e scambi di favore. Il segmento messinese sarebbe considerato uno tra i più delicati perché riguarda un'area amministrativa strategica in un territorio dove Iacolino aveva già consolidato, sempre secondo l'accusa, rapporti e influenza, e non è un caso che l'indagine parta pochi giorni dopo la sua nomina alla guida dell'ASP peloritana. Intanto le perquisizioni ordinate dalla DDA hanno portato alla scoperta di 90.000 euro in contanti nelle abitazioni di Iacolino, tra Palermo e Agrigento. I legali del direttore generale del Policlinico di Messina presenteranno ricorso al riesame contro il sequestro dei dispositivi elettronici appunto dei 90.000 euro. Iacolino sarà sentito dai PM venerdì a Palermo. I suoi avvocati stanno valutando la possibilità di consigliargli di avvalersi della facoltà di non rispondere. E dopo lo scandalo Iacolino, il campo largo è all'attacco e chiede le dimissioni del presidente della regione Schifani. Marco Gullà. Schifani deve dimettersi, in coro le forze del campo progressista siciliano. Nel corso di una conferenza stampa congiunta all'Assemblea regionale hanno chiesto le dimissioni del presidente della regione siciliana dopo l'indagine della Procura di Palermo sulle infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa regionale che vede coinvolto Salvatore Iacolino, da una settimana designato dal governo regionale alla guida del Policlinico di Messina. Chiediamo a Schifani di staccare la spina. I fatti che sono emersi dall'ultimo scandalo della sanità siciliana sono gravissimi e riguardano il Dominus, colui che gestiva la metà del bilancio della regione. Peraltro tra le accuse c'è anche sono anche quelle dei rapporti con la mafia. Il puzzo della politica di centrodestra deve uscire fuori dalla sanità. Il presidente Schifani prenda atto che il suo governo sta trattando temi che non interessano i siciliani. L'Assemblea regionale siciliana continuerà a bocciare tutte quelle norme che verranno portate in assemblea con voto segreto e non fino a quando non si tratteranno i veri problemi siciliani. L'area progressista annovera PD, Movimento 5 Stelle, Controcorrente, Avieste, Italia Viva, Progetto Civico Italia, Spazio Civico, PSI, più Europa e più Uno. Iacolino doveva andare a casa esattamente un anno fa perché era corresponsabile dello scandalo Referti a Trapani. Il governo ha sottovalutato questa serie di scandali che prosegue. A questo punto non è pazzesco chiedere che Roma metta il naso sulla sanità in Sicilia. Resterà soltanto uno non è solo il titolo di un film, ma è il titolo di questa commedia del governo Schifani, un governo di indagati, un governo in cui sostanzialmente lo abbiamo visto, la Vardera è quello che dice che aveva la mafia sempre in testa, ma guarda caso questa mafia torna sempre, torna a Mondello nella gestione dei lidi con i parenti dei boss che erano sempre in primo piano, e torna in un settore delicatissimo, quello della sanità. Cos'altro serve per mandare a casa questo governo? Che cominciano a fare omicidi? E l'indagine sul super manager della sanità Salvatore Iacolino spacca anche la maggioranza di centrodestra alla regione. Sentiamo Luca Ciliberti. Sul caso Iacolino, il super manager della sanità regionale indagato nell'inchiesta di Palermo, la maggioranza di centrodestra comincia a mostrare tutte le sue crepe. La sanità è da sempre un nervo scoperto del governo Schifani. Prima le assenze dell'assessore Giovanna Volo sui temi più importanti che riguardano la salute dei siciliani, dalle liste d'attesa alle strutture ospedaliere. In mezzo il caso dei mancati referti istologici di Mazzara del Vallo, oltre 3.300 che nei casi più gravi hanno causato la morte dei pazienti. Allora pagò solo il manager di Fratelli d'Italia Ferdinando Croce, ma da più parti si chiedeva una spinta alla sanità regionale. La risposta fu il cambio di assessore con un'altra fedelissima, l'attuale Daniela Faraoni. Ma in aula le tensioni su questo tema sono sempre rimaste evidenti. Per tutti Iacolino era l'assessore ombra alla sanità, un fedelissimo del presidente della regione. A lui tutti facevano riferimento, era il direttore del Dipartimento per la pianificazione strategica. Un ruolo apicale che non piaceva soprattutto a Fratelli d'Italia e una parte del partito di Forza Italia, eppure agli autonomisti, che sulla sanità siciliana avevano puntato l'obiettivo. La nota del Movimento per le Autonomie a poche ore dall'inchiesta è emblematica. È prassi augurare, si legge, che i reati addebitati all'ex direttore generale della sanità Salvatore Iacolino si rivelino privi di fondamento, ed è amara la consolazione di ricordare che alla vigilia della sua ultima designazione al Policlinico di Messina dall'MPA si chiedeva di differire sollecitando una specifica attenzione ai contesti, alle competenze e ai curricula.
ovvero ricordare l'allarme lanciato circa 2 anni fa sulla sanità al disastro, un dossier che presentò proprio il gruppo degli autonomisti. Come dire, a buon intenditore, poche parole. Beni per quasi 11 milioni di euro sono stati sequestrati ad Arezzo e a Catania. L'inchiesta della procura etnea sul boss Salemi e sull'imprenditore Papa. Quest'ultimo avrebbe aiutato a riciclare i profitti illeciti tramite le sue società. Il servizio è di Lorena Dolci. La mafia che investe, ricicla ed esporta se stessa. Dal quartiere Picanello alle dolci colline toscane, un asse Catania-Arezzo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza con il sequestro preventivo antimafia di oltre 10 milioni a Carmelo Salemi, detto Uciuraro, il fioraio, e all'imprenditore edile Giovanni Fabrizio Papa, ritenuti figure chiave negli affari del clan Santa Paola Ercolano. Il sequestro riguarda società immobiliari e di costruzioni, decine di fabbricati, terreni e disponibilità finanziarie localizzati fra le due province. Secondo gli investigatori si tratterebbe di beni accumulati grazie ai profitti della famiglia mafiosa e ripuliti tramite l'imprenditore Papa, che avrebbe messo a disposizione le proprie società edili per riciclare enormi quantità di contante. Le indagini condotte dal Gico delle Fiamme Gialle si inseriscono nel solco dell'operazione Oleandro del 2024 con 26 indagati, che aveva già evidenziato un ruolo di vertice di Salemi, accusato di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. Non è permessa alcuna celebrazione religiosa per la sepoltura del capomafia Benedetto Nitto Santapaola. È l'indicazione dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna a seguito della prescrizione del questore Giuseppe Bellassai, che ha disposto il divieto di funerali pubblici per motivi di ordine pubblico. La Polizia Postale di Catania ha sequestrato un'ingente quantità di materiale pedopornografico a un 66enne che è stato arrestato, mentre altri 3 sono indagati. Sono tutti uomini di svariata estrazione sociale geolocalizzati grazie alla collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue. La Procura di Catania sottolinea come dall'operazione sia emerso un dato particolarmente preoccupante, ovvero che per la prima volta in questo circondario in indagini sulla pedopornografia l'arrestato aveva la disponibilità di svariati giochi e strumenti informatici in grado di compiere veri e propri abusi sessuali virtuali su minorenni. Adesso andiamo a Niscemi, dove la frana è ancora attiva ed è difficile da stabilizzare con opere definitive. Intanto sul versante vicino all'impianto MUOS, la base americana di Sigonella annuncia un piano di ripristino ambientale. Gerry Italia. A distanza di 6 settimane la frana di Niscemi resta un fenomeno complesso e in evoluzione. Secondo la relazione tecnica dell'Università di Firenze coordinata dal geologo Nicola Casagli e commissionata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, non esiste al momento una soluzione strutturale definitiva per mettere completamente in sicurezza il versante. Le dimensioni del movimento franoso, la profondità delle superfici di scivolamento e la natura dei terreni rendono infatti impossibile stabilizzare l'intero sistema con grandi opere di consolidamento. Per questo la strategia indicata dagli esperti punta su una gestione integrata del rischio, monitoraggio continuo, interventi di mitigazione e misure di protezione civile. La frana nel suo complesso non si potrà mai fermare, adesso si sta fermando, però può riattivarsi, no? E dobbiamo fare in modo di ritardare il più possibile queste riattivazioni e di renderle parziali, di non far accadere un fenomeno così grande. Per far questo è necessario combinare una serie di opere strutturali e poi gestire il rischio evitando azioni, spargimenti di acqua, perdite alla rete fognaria, regimare tutti i torrenti e fossi che ci sono. Nel frattempo nel centro abitato sono state ridefinite le zone di sicurezza. La zona rossa è già passata da 150 a 100 metri, ma non si esclude che possa essere ulteriormente ridotta se le condizioni lo permetteranno. Verrà ridotta nella misura e nei tempi necessari a garantire l'assoluta sicurezza delle persone. Chi oggi è rientrato al sicuro. Ma il tema della stabilità del territorio riguarda anche l'area vicina all'impianto satellitare MUOS della Marina Militare statunitense. La NAS di Sigonella ha annunciato un piano pluriennale di ripristino ambientale. Secondo la base americana, gli interventi che partiranno in primavera serviranno proprio a contrastare i fenomeni erosivi nell'area dell'installazione. E mentre gli esperti continuano a monitorare la frana, intanto l'attenzione sul territorio rimane alta. A Catania indignano in queste ore le condizioni di Piazza Eroi d'Ungheria, trasformate in una vera e propria discarica a cielo aperto. Tonino De Mana.
Pedoni costretti a passare sulla sede stradale con il rischio di essere investiti. Una carreggiata ristretta, porte dei negozi chiuse per il fetore che ammorba l'aria. Benvenuti a Piazza Eroi d'Ungheria, simbolo di una Catania dove l'emergenza rifiuti non si riesce proprio a debellare. E se in alcune zone della città si registrano progressi, da queste parti gli unici movimenti sono all'indietro. Passi del gambero che indignano e che sdegnano. E io pago le tasse, questi signori non vengono mai sanzionati, abusivi, non abusivi, non si è capito, ma perché non hanno i loro contenitori per poter conferire questa spazzatura differenziata, non differenziata, quello che sia? Non si può vivere così a Catania. Per la puzza siamo costretti proprio a chiudere anche le porte perché proprio non si può respirare quest'aria così pesante. E paghiamo la spazzatura più cara d'Italia e il risultato è questo. In questo punto non si raccoglie la spazzatura da oltre una settimana ed ora dopo ora l'accumulo aumenta. A microfoni spenti, con la certezza di non essere inquadrati per paura di ritorsioni, alcuni residenti di via Eugenio Barsanti puntano il dito contro gli ambulanti che di notte riversano scarti di frutta, carta, cartone ed immondizia varia. A questi si aggiunge una buona parte di popolazione che continua a non differenziare i rifiuti. Per gli uni e per gli altri l'unica soluzione sarebbe la videosorveglianza, rimedio per stanare gli incivili. I dati dell'attività ispettiva 2025 diffusi dall'INPS in Sicilia mostrano una situazione allarmante. Il lavoro nero supera quello regolare ed è così quasi tutte le aziende controllate non rispettano i parametri di legge. Simona Mazzone. Lavoratori in nero, rapporti di lavoro inesistenti, persino dissimulati sotto forma di volontariato, per non parlare delle irregolarità diffuse all'interno delle aziende siciliane. I dati dell'attività ispettiva 2025 diffusi dall'INPS col direttore regionale Saltalamacchia mostrano un quadro allarmante nell'isola. Delle 694 aziende controllate, 600 risultano irregolari, 435 lavoratori in nero, oltre 5.000 quelli fittizi e circa 11.000 irregolari. Nel comparto agricoltura al primo posto per lavoro irregolare c'è Catania, poi Agrigento e Caltanissetta. Controllate tutte le 85 IPAB in Sicilia, enti di natura pubblica vigilati dalla Regione, insolventi verso l'INPS secondo le ultime stime di 3 milioni e mezzo di euro, che si aggiungono alla precedente situazione debitoria che supera i 53 milioni di euro. Tra l'altro alcuni enti risultano da anni inattivi pur continuando a mantenere in organico personale dipendente in servizio con lauti compensi. Il tutto segnalato alla Corte dei Conti. Sotto la lente di ingrandimento dell'INPS anche le case di cura per anziani con lavoratori compiacenti, finti volontari al fine di ottenere l'assegno di inclusione. E nelle scuole private paritarie prassi sistematica e la mancata retribuzione delle prestazioni rese dal personale docente ATA in cambio dell'attribuzione di punteggio. A Catania, in un ente di formazione professionale per estetisti e parrucchieri, quasi tutti gli insegnanti risultavano contrattualizzati come co-co-co, pur essendo in effetti lavoratori subordinati. Adesso una breve pausa, a tra poco. La Procura di Catania ha disposto il dissequestro dell'area denominata Cutuliscio del centro Le Ciminiere, distrutta da un incendio divampato a novembre del 2025. Il dissequestro consentirà ora ai tecnici della città metropolitana di accedere ai locali finora interdetti per intervenire sull'impalcatura da cantiere esterna alla struttura. Le operazioni, dice il sindaco Enrico Trantino, saranno condotte con la massima rapidità per consentire il ripristino della normale circolazione ferroviaria. L'ombra delle speculazioni sugli aumenti legati alle tensioni in Medio Oriente, le denunce della Coldiretti, l'indignazione di Cidec e la preoccupazione dei cittadini. Al mercato salgono i prezzi di frutta e verdura. Sentiamo Tonino De Mano. Paure, tensioni, ritorsioni. Dietro ogni guerra si nasconde un altro nemico invisibile, la speculazione. Aumenta in maniera esponenziale il carburante, sale il costo di gas ed energia elettrica. Come un indecifrabile effetto domino salgono i prezzi dei consumi, persino di prodotti che la Sicilia ha in casa come gli agrumi. Insorge Coldiretti.
Abbiamo i primi segnali di speculazioni sui costi di produzione, sul gasolio agricolo e sui fertilizzanti. Coldiretti si è mossa prontamente presentando esposti alle procure per vigilare ed evitare che si generi un'escalation ingiustificata che colpisce le nostre aziende agricole e l'intera filiera agroalimentare italiana. Gli fa eco Lorenzo Costanzo, CIDEC. Ci ritroviamo anche nei supermercati con prodotti che vendono del territorio tipo le arance a 2,80 €. Non è giustificato che la smacchettoria aumenti il servizio dello stiro perché l'energia elettrica è cara. Noi come CIDEC diciamo di mettere subito un numero per avere prontezza di quello che è l'allarme e la psicosi dei prezzi. Frutta ed ortofrutta che fanno registrare ritocchi all'insù, anche se sul prezzo delle arance incidono gli effetti collaterali del ciclone Harry. Aumenta la lattuga. Ho visto le lattughe 2 €. E prima quanto costavano? 1 €. E sale a 3 € al chilo il costo delle melanzane, tanto che un piatto di pasta alla norma rischia di diventare un lusso. Ah, questa norma è un pregio. È tipo come mangiare all'aragosta. Tra il serio e il faceto registriamo il parere di questo operatore della fiera. E io non so con chi mi devo alleare, con Trump, con Putin, fatto sta che è una lotta per la sopravvivenza ormai. Una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio. Toscano resta alla guida del Catania, ma la sua panchina scricchiola. Il destino del tecnico è legato al risultato della gara con Altamura. Il match domenica sarà in diretta e in chiaro ed esclusiva su Telecolor. Francesco Triolo. È l'ora delle riflessioni, sbollita la rabbia, calmati gli animi. In casa Catania adesso si cerca di capire cosa fare, perché l'obiettivo della promozione diretta sembra ormai scivolato via dalle mani e c'è da tarare di nuovo quello che dovrà essere il prossimo. La squadra si è messa subito al lavoro in vista della trasferta di domenica prossima contro l'Altamura, che Telecolor trasmetterà in diretta, in chiaro ed esclusiva con 4 ore di diretta stadio. Sulla panchina rossa-azzurra dovrebbe continuare ad esserci ancora Mimmo Toscano, anche se la sua posizione dopo la doppia trasferta di Salerno e Benevento e il pari con la Casertana non è più così salda. L'allenatore infatti è sotto valutazione, la società sta ragionando sulle opzioni a disposizione visto il rendimento insoddisfacente della squadra finita a meno 12 dal primo posto, ormai saldamente in mano al Benevento e con un vantaggio sulla terza, il Cosenza, ridottosi a 5 lunghezze. In caso di avvicendamento si punterà su una figura di esperienza e comprovato curriculum, un tecnico in grado di prendere subito in mano la situazione per difendere la piazza d'onore nella stagione regolare e preparare al meglio i playoff, profili che andrebbero vincolati con almeno 1 anno e mezzo di contratto. Nel frattempo una delle alternative possibili, l'ex rossazzurro Fabio Caserta, ha trovato l'accordo con l'Empoli. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buona serata.